È stata presentata in mattinata a Selvazzano l'8ª edizione della pedalata più allegra e solidale della provincia. Tornano in sella i Babbi Bike. 1600 circa nella passata edizione, quest'anno puntano alle 2000 presenze, sempre nel segno della solidarietà. 80.000 euro sono stati complessivamente devoluti a Team for Children per progetti destinati al reparto di oncoematologia pediatrica, con l'idea di ampliare nei prossimi anni le iniziative ad altri reparti di pediatria. L'evento, che si svolgerà lunedì 24 dicembre con partenza alle 14 da Piazza Mercato a Tencarola, coinvolgerà 3 comuni della provincia: Selvazzano, dove si terrà la partenza e l'arrivo, Teolo e Abano Terme, dove è prevista una deviazione sul percorso usuale a causa di alcuni lavori. Sul piano della viabilità, a partire da quest'anno verranno adottate misure straordinarie volte a garantire l'incolumità dei partecipanti alla biciclettata, con particolare attenzione ai più piccoli. Grazie all'ausilio delle forze dell'ordine e di ausiliari, verranno chiuse temporaneamente per il tempo del passaggio le strade interessate dalla manifestazione. L'evento, nato per gioco nel 2011, si avvarrà anche quest'anno di testimonial di spessore e di una campagna video promozionale. Allora, ciao a tutti, sono Enrico, il Babbo Bike. Vi aspetto il 24 dicembre a Tencarola di Selvazzano per la pedalata più rossa della provincia di Padova. Babbi Bike. Babbi Bike cos'è? Babbi Bike è una pedalata tutti in vestito da Babbo Natale, con il nostro vestito, quello originale, che si comprano sulle prevendite al costo di 10 euro. Tutto quello che si raccoglie è per il reparto di oncoematologia pediatrica, nello specifico per Team for Children. È una pedalata di 20 km adatta a tutti, per bambini dai 7-8 anni in su, ce la fanno tranquillamente perché la velocità è ridotta, c'è tanto divertimento, tanta allegria e tanti auguri. Swisher Channel News, Selvazzano dentro.